Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Piano viario, misure di sicurezza straordinarie e maxi schermi. Militello Val di Catania si prepara ai funerali di Pippo Baudo, attesi migliaia per rendergli l'ultimo omaggio. Il feretro è in viaggio verso la Sicilia. L'infanzia di Baudo nel piccolo borgo, vi mostriamo la sua pagella e la villa di famiglia. La tragica morte di Ciccio Aronica, fatale tuffo in mare per il giovane di Aci Castello e la squadra di football americano degli Elephants. Il presidente Maugeri era di una dolcezza incredibile. Palermo, un anno fa la tragedia Albesia, nel veliero affondato a Porticello, 7 le vittime, 3 gli indagati. Dalla procura di Termini Imerese resta il mistero tra inchieste e tesi di complotti. A Palermo, devo perquisire la casa, ma non era un vero carabiniere. Catanese ha tentato di rubare gioielli a un'anziana di 94 anni, arrestato. A Messina il tavolo di tecnici e forze sociali per governare un decennio di grandi cantieri per la costruzione del ponte che cambieranno la città. Calcio, dopo la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia, il Catania pensa al debutto in campionato contro il Foggia. Domani la ripresa degli allenamenti. Bentrovati, in apertura andiamo a Militello Val di Catania, chiusa la Camera Ardente a Roma, il feretro di Pippo Baudo è in viaggio verso la Sicilia e Militello si prepara con imponenti misure di sicurezza, maxi schermi ad accogliere le spoglie di Baudo e soprattutto si prepara ai funerali. Migliaia sono attesi nel borgo che proprio recentemente è stato premiato tra i borghi più belli d'Italia grazie anche all'intercessione e all'interessamento di Pippo Baudo. Andiamo quindi a Militello Val di Catania e per noi c'è Luca Ciliberti. Militello Val di Catania si prepara, hai detto, ad accogliere la salma di Pippo Baudo. Chiusa la Camera Ardente a Roma, la salma arriverà in nottata presumibilmente o domani mattina all'alba qui a Militello per poi essere esposta nella Camera Ardente che sarà allestita nella chiesa della Madonna qui a Militello, l'altra grande chiesa qui a Militello. Ieri c'è stata la festa del patrone del Santissimo Salvatore, domani appunto la chiesa sarà quella della Madonna della Stella, dove sarà allestita in mattinata una camera ardente per permettere alla gente di Militello, ai curiosi e chi ha voluto bene a Pippo Baudo l'ultimo saluto. Chiuderà questa camera ardente intorno alle 13, poi alle 15:30 la chiesa riaprirà per permettere l'accesso a chi dovrà e potrà assistere alle esequie che proprio Pippo Baudo ha voluto fossero celebrate qui a Militello, proprio per non recidere quel cordone ombelicale che lo ha sempre tenuto legato alla sua città natale. Domani proprio qui a Militello sarà proclamato il lutto cittadino, l'ordinanza è stata firmata poco fa dal sindaco Burtone, è stato allestito ovviamente in queste ore un piano di emergenza, sicurezza e viabilità, perché appunto saranno tantissime le persone che parteciperanno ai funerali aperti a tutti, quindi insomma tutti potranno accedere qui a Militello, poi ovviamente bisognerà vedere in quanti potranno accedere alla piazza che conterrà non più di 2000 persone e con un maxi schermo posizionato all'esterno della chiesa. Allora abbiamo sentito i responsabili del comune che ci hanno spiegato un po' come viene allestito questo piano. Ci stiamo organizzando ovviamente come un evento straordinario, è chiaro che siamo in contatto con la Questura, con la Prefettura di Catania, è già stato attivato il COC, un piano sanitario straordinario e ovviamente, capite bene per l'amore di persone che ci si aspetta, un piano di emergenza e un piano di sicurezza abbastanza importante. Si prevede delle temperature un po' altine, stiamo prevedendo anche dei punti di ristoro con dell'acqua. Allora, il corteo funebre, l'arrivo dei convenuti ha attraversato tutta la via Umberto, che è la via Umberto I, che è la strada principale che attraversa tutto il nostro centro storico. Il primo filtraggio avverrà all'altezza dell'incrocio tra la via Umberto e la via 20 settembre e via della Regina Margherita. Poi proseguendo avanti, andando verso Piazza Municipio, qua il filtraggio diventa molto più consistente. I vari sbarramenti saranno: il primo
all'altezza della discesa San Domenico. Troveremo uno sbarramento qua con del personale, con del contapersone, personale qualificato. Attraverso delle transenne si creerà un corridoio per accedere alla chiesa senza sostare all'interno della chiesa, ma faranno l'estrema salute e riusciranno per defluire non più dalla via Umberto ma verso la via Baldanza. Dalle 15:30 in poi invece l'accesso verrà fatto solo degli parenti, i convenuti, quelli un po' più invitati. Il pubblico sosterrà sul piazzale antistante il sagrato della chiesa, verrà tutto transennato, quindi potranno solo assistere. Lì viene collocato anche uno schermo gigante dove poter assistere le esequie all'interno della chiesa. La protezione civile regionale ha fornito a Militello oltre 300 transenne che serviranno appunto per delimitare il percorso di accesso alla chiesa, e poi per defluire arriverà anche un camion sempre dalla protezione civile che porterà tantissime bottigliette d'acqua, proprio perché si prevede una giornata caldissima. Oggi ovviamente in giro qui a Militello ormai da giorni, ve lo abbiamo raccontato, non si parla altro che di Pippo Baudo. Tutti ovviamente hanno una foto, un ricordo, un aneddoto legato appunto alla vita e alla permanenza in paese del presentatore, conduttore, re della televisione italiana. Noi siamo stati oggi poco fuori dal paese, a qualche chilometro fuori dal paese, dove c'è la villa di Pippo Baudo. Abbiamo sentito il custode e, tra virgolette usiamo noi, anche amico da 18 anni di Pippo Baudo. Sentite l'intervista. Questa è la sua residenza quando veniva a Militello. Lui era molto innamorato, quando lui poteva scappare da Roma lui si veniva a rifugiare qua, voleva stare tranquillo, si leggeva i suoi 4 giornali quotidiani ogni giorno, quelli non dovevano mancare mai, e poi voleva sempre a me non voleva che io lavoravo, non voleva assolutamente, no. Gaetano di fatto una volta mi ha rimproverato perché lavoravo, perché mi dovevo fare le mie cosette. No, lei tassativamente quando vengo a Militello lei deve stare accanto a me, mi vado a comprare i giornali, commentiamo i giornali, ci mangiamo la granita. La villa ha 2 nomi importanti. Sì, lui la villa l'ha intitolata a papà, al padre, papà Giovanni come vedete, e poi Villa Ezia che è sua madre. Lui ci teneva tanto a Quando è venuto l'ultima volta in questa villa? L'ultima volta è venuto 8 aprile 2024. Quanti anni è che lavorava con Baudo? Con lui che lavora esattamente nel mese di agosto, siamo nel mese di agosto, 18 anni. Le mancherà? Mancherà. Tanti gli aneddoti, le curiosità, le foto anche in bianco e nero che in questi giorni stanno girando, ognuno chi le ha le mette a disposizione ovviamente di chi le vuole vedere. Noi abbiamo recuperato nella nostra permanenza a Militello anche un documento in qualche modo curioso, esclusivo, che restituisce l'umanità di Pippo Baudo militellese, una pagella che vi facciamo vedere, una pagella che risale al 1947, Pippo Baudo è nato nel 1936, quindi della prima media. Aveva 11 anni, un documento che racconta un'altra Italia, certamente, che racconta anche un Pippo Baudo militellese, un Pippo Baudo che come abbiamo detto non ha mai sciolto il legame con la sua Sicilia e con la sua terra di origine. Ti restituisco la linea, Adelaide. Grazie Luca, ovviamente seguiremo in diretta i funerali di Baudo e ne parleremo anche nei nostri telegiornali. Dicevamo che si è chiusa la Camera Ardente a Roma, questa mattina è continuato come un fiume il pellegrinaggio di VIP e gente comune per l'ultimo saluto che è stato dato proprio lì a Roma alla Camera Ardente, che ha chiuso alle 12, poi è iniziato il lungo viaggio di Baudo verso la Sicilia. Domani, lo ricordiamo, alle 16 alla chiesa Santa Maria della Stella nella sua Militello saranno celebrati i funerali. Desiree Ferlito. Una fila lunga fino a Viale Mazzini, anche stamattina fino a mezzogiorno, per l'ultimo saluto a Baudo, alla Camera Ardente e al Teatro delle Vittorie a Roma. La prima ad arrivare la figlia Tiziana, poco dopo Amadeus visibilmente commosso. Uno come Pippo Baudo dice è irripetibile. Pippo ha fatto la televisione, manca a chiunque, alla signora che lo ha visto in TV fino a qualche tempo fa e a noi che facciamo questo mestiere. E poi Michele Placido, Giorgio Panariello, Piero Chiambretti. Dopo le 8.000 persone di ieri è continuato come un fiume il pellegrinaggio di VIP e gente comune per l'ultimo saluto a Baudo.
Ecco Gianni Morandi, perdo un amico, per lui ho solo parole d'affetto. E poi Fiorello, qualsiasi cosa si dica, Pippo è sempre un po' di più. Lo seguivo già dai tempi di Antenna Sicilia. La camera ardente è rimasta aperta fino alle 12, poi la salma è partita verso la sua Sicilia, dove saranno celebrati i funerali alle 16 alla chiesa Santa Maria della Stella a Militello, il paese in cui Pippo Baudo è nato e dove amava rifugiarsi per staccare la spina e riconnettersi con le sue origini siciliane. Era fortissimo il legame di Baudo alla sua Militello, tanto che l'aveva scelta anche come luogo per sposarsi, lo ricordiamo, con Katia Ricciardelli. E ora vi proponiamo il ricordo del cantante Mario Biondi, che pensa proprio e ci regala il suo ricordo su Baudo. Sentiamolo. L'uomo di famiglia. Io andavo a casa sua, a casa del padre, dall'avvocato, con mio padre, 50 anni fa. Gli ho sempre mandato gli auguri di buon compleanno, mi ha sempre risposto. Mi ha sempre indicato cosa fare, molto spesso. Quando ho fatto successo, lui è stato uno dei primi a farmi i complimenti, a invitarmi poi a Sanremo l'anno stesso. Pippo, uno di famiglia. La tragica morte di Ciccio Aronica, fatale il tuffo e l'impatto con la scogliera per il ragazzo degli Elephant, il presidente Maugeri. Perdiamo un ragazzo di una dolcezza incredibile. Sentiamo Tonino De Mano. E lui subito è venuto e mi ha portato la bottiglietta d'acqua e mi ha salvato in quel caldo pazzesco che c'era durante la festa e ci siamo abbracciati. Trattiene a stento le lacrime e nel ricordare Francesco Ciccio Aronica utilizza spesso il presente perché al passato gli viene proprio difficile. Lucio Maugeri, presidente degli Elephants Catania, ricorda con commozione il suo pupillo tragicamente scomparso mentre era in vacanza con gli amici a Polignano a Mare in Puglia. Fatale un tuffo ed in particolare una circostanza sfortunata con la friabilità di alcune pietre che non avrebbe permesso a Ciccio di darsi il giusto slancio andando a sbattere contro la roccia presente nel fondale di una delle scogliere più famose d'Italia. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Un destino crudele lo ha strappato ai suoi cari. Difficile accettare una simile tragedia, specie quando ad andarsene via è un ragazzo di appena 23 anni. Dove arrivava lui in ogni caso scatenava sempre qualcosa, riusciva sempre a mettere buon umore, ironico, autoironico, una bellissima persona di una dolcezza incredibile fuori dal campo. Tutto il football italiano perde un talento puro. Ciccio indossava la maglia numero 2, avete intenzione di ritirarlo oppure no? Io personalmente ritengo che magari lui avrebbe piacere che questa maglia continuasse a correre in campo vestita da qualcun altro, e chi lo sa se questo qualcun altro non potrebbe essere qualcuno a lui molto vicino. I funerali di Ciccio Aronica si terranno domani alle 16:30 nella chiesa di San Mauro ad Aci Castello. Un anno fa la tragedia del Bayesian, il lussuoso veliero affondato a Porticello, 7 le vittime, 3 gli indagati e la procura di Termini Imerese. Resta il mistero tra inchieste, tesi di complotti, fatalismo e scontri sui risarcimenti milionari. Ancora Tonino De Mano. Un anno fa il naufragio del Bayesian, per una tragedia che ha ancora molti punti oscuri, tra inchieste, tesi di complotti, fatalismo e scontri sui risarcimenti milionari. Saranno 7 in tutto le vittime. Il primo corpo ad essere stato recuperato poche ore dopo il naufragio è stato quello di Recaldo Thomas, il cuoco di bordo. Solo nei giorni successivi invece sono stati recuperati i cadaveri di Mike Link, tycoon britannico e proprietario dello yacht, di Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, e di sua moglie Judith, di Chris Morvillo, avvocato, e della moglie di quest'ultimo, Neda. L'ultimo corpo è stato individuato il 23 agosto, è quello della figlia di Lynch, Annak, 17 anni. Ad indagare sul naufragio è la procura di Termini Imerese, in quel momento guidata da Ambrogio Cartosio, andato di recente in pensione. Era la sera del 19 agosto 2024 quando la pioggia e forti raffiche di vento a Porticello, località balneare tra Casteldaccio e Bagheria, sorprendono l'equipaggio del veliero con un unico albero alto circa 75 metri, il più alto al mondo. La barca si trova in un frullatore di correnti ascensionali
direzionale e discenzionale a velocità elevatissime. Succede tutto in poco più di un quarto d'ora nel tracciato ICE, il sistema che mette in correlazione gli strumenti di bordo di un'imbarcazione con le stazioni costiere. L'orario critico arriva alle 3:50 della notte tra il 18 e il 19 agosto. Il veliero inizia ad ondeggiare pericolosamente alle 3:59, l'ancora cede. La barca è in balia delle onde, un minuto dopo, alle 4 in punto, c'è il blackout. L'acqua evidentemente ha raggiunto il generatore. Lo yacht sta imbarcando acqua tanto da diventare ingovernabile. Sono le 4:05 quando il Basian affonda, portando con sé il suo carico di morte. Si finge carabiniere e tenta di rubare gioielli in casa di un'anziana a Balestrate, in provincia di Palermo. L'uomo, di 50 anni, originario di Catania, è stato arrestato. Marco Gullà. Aveva inscerato una finta perquisizione per derubare una donna di 94 anni. Balestrate, provincia di Palermo. Un uomo di 50 anni, originario di Catania, è già noto alle forze dell'ordine per reati quali estorsione, resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Si era finto carabiniere per truffare un'anziana di 94 anni, residente nel centro cittadino di Balestrate. È stato arrestato dopo che la figlia della donna ha allertato le forze dell'ordine, prontamente intervenute. Il 50enne catanese aveva inscenato una falsa perquisizione, convincendo la 94enne a consegnargli tutti i gioielli presenti in casa con la scusa di doverne accertare la provenienza. Scoperto e messo alle strette, ha tentato la fuga abbandonando la refurtiva, ma è stato bloccato dai militari. Durante le fasi dell'arresto ha opposto una violenta resistenza, sferrando calci e pugni nel tentativo di sottrarsi alla cattura. La truffa è stata così sventata, l'uomo è stato bloccato grazie anche alla collaborazione di un passante. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto il carcere. Operazione antidroga a Catania, la polizia ha arrestato 11 persone nei quartieri San Berillo Nuovo, Librino, San Cristoforo e San Giovanni Galermo. Sequestrate 1200 dosi di crack, cocaina e marijuana per svariate migliaia di euro. Tra le sostanze confiscate anche un tipo di marijuana alterata da pericolosi cannabinoidi sintetici in grado di produrre gravi effetti allucinogeni. Smantellate anche piazze di spaccio dotate di crack room, porte blindate, sofisticati sistemi di videosorveglianza per scongiurare sorprese da parte delle forze di polizia. E adesso a Siracusa volevano che i loro immobili messi all'asta non se li aggiudicassero altri, per questo avrebbero preso di mira una società pronta ad acquistarli per poi rivenderli. In 4 sono stati arrestati dai carabinieri, dovranno rispondere di estorsione e turbativa d'asta in concorso. Francesco Aloi. Tutto è partito da un incendio appiccato su un'abitazione messa all'asta a Floridia. Così sono scattate le indagini dei carabinieri di Siracusa, che hanno portato all'arresto di 4 persone, adesso accusate a vario titolo di estorsione e turbativa d'asta in concorso. Secondo chi indaga, avrebbero preso di mira i dirigenti di una società che acquistava immobili all'asta per poi rivenderli. E tra questi immobili c'erano anche un'abitazione dal valore di 60.000 euro a Floridia ed una villetta nella zona balneare di Siracusa, a Fontane Bianche, edifici legati proprio agli indagati. Loro così avrebbero costretto chi si era aggiudicato l'asta a non completare l'acquisto. I 4, 2 sessantenni e 2 quarantanovenni, erano già noti alla giustizia. Uno di loro, già condannato per mafia, è finito in carcere. Gli altri, 1 ai domiciliari e 2 con obbligo di firma. I carabinieri di Trapani hanno denunciato un uomo di Marsala per trasporto e gestione illecita di rifiuti. Stava per scaricare dal suo autocarro materiale edile e di risulta. Alla mista dei militari è scappato, seminando parte dei rifiuti lungo il percorso. Poco dopo è stato bloccato. Un ragazzo in lacrime sul fratello morto, 10 bare sulla banchina di Porto Empedocle, sono arrivate all'alba le vittime del naufragio al largo di Lampedusa, tra loro anche donne e un minore. Davide Sardo. Un ragazzo con il capo chinato, il pianto disperato sulla bara del fratello. È l'immagine che ha segnato l'alba a Porto Empedocle, dove 10 bare sono state schierate sulla banchina dopo il naufragio di mercoledì scorso al largo di Lampedusa. Tra le vittime anche donne e un minore.
Scene di disperazione durante la cerimonia religiosa islamica con i sopravvissuti che hanno voluto dare l'ultimo saluto ai loro cari. Accanto ai familiari il sostegno delle associazioni umanitarie e degli psicologi. Presenti anche le autorità politiche e militari. Le salme saranno accolte nei cimiteri della provincia di Agrigento, 2 a Santo Stefano di Quisquina, 2 a Campobello di Licata, 2 a Villafranca Sicula, 2 a Santa Margherita di Belice, 1 a Ribera e 1 a Calamonaci. Altre restano senza nome a Lampedusa perché nessuno le ha riconosciute. Ancora una volta Porto Empedocle, Agrigento, tutta la provincia si dimostra una provincia accogliente. Accogliamo le salme con rispetto, con dignità, ma soprattutto anche tutti i sindaci della provincia che ancora una volta hanno dato dimostrazioni di sensibilità per accogliere le salme in silenzio e come ho detto, con grande rispetto. Un'altra giornata segnata dal dolore, con 10 vittime che si aggiungono all'elenco dei morti del Mediterraneo. Adesso una pausa, poi parleremo del ponte sullo Stretto di Messina, ma anche del porto di Palermo. A tra poco. A Messina oggi il primo tavolo permanente convocato al sindaco Basile con le forze sociali, economiche e produttive della città. Si vuole capire come gestire l'impatto che avrà il ponte sullo Stretto. Francesco Triolo. L'obiettivo è quello di governare un decennio di grandi cantieri che cambieranno Messina. Per farlo però occorrerà assumere un ruolo da protagonista. Il cosiddetto tavolo permanente ponte, convocato per oggi dal sindaco Basile, ha proprio questo obiettivo, guardando ai prossimi 10 anni. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca si sono presentati tutti o quasi quelli che dovrebbero rappresentare i portatori di interesse della città. Il sindaco ha invitato costruttori, Sicindustria, rappresentanti artigiani, organizzazioni di categoria, Confcommercio, Confesergenti, sindacati, ordini professionali, da ingegneri ad avvocati, a geologi, architetti, e l'università, che dovrà avere un ruolo di primo piano nella programmazione e nello studio dell'impatto del ponte. Un'opera che cambierà il volto del territorio, ma anche il ruolo di Messina e della Sicilia nel Mediterraneo, come ha detto il sottosegretario e coordinatore del CIPES Alessandro Morelli. Il tavolo di oggi, con tanta carne al fuoco, serve per individuare operativamente come muoversi nell'affrontare tutti i cantieri che verranno aperti e che non sono solo quelli dell'opera a mare, ma soprattutto dei collegamenti e delle opere accessorie che serviranno a rendere il ponte un sistema integrato con la città e con la mobilità regionale e nazionale. Disagi ce ne saranno tanti, tutti ne sono convinti, e proprio per questo occorre comprendere come limitarli. Un percorso lungo avviato oggi, ma che sarà un appuntamento continuo, e intanto non manca il dibattito e le polemiche attorno al ponte. Da un lato emerge come il contraente generale Eurolink, dopo la firma del contratto, ha una penale di 1 milione di euro per ogni giorno di ritardo nei lavori. Dall'altro la sindaca di Genova Silvia Salis, parlando del ponte sullo Stretto, ha sottolineato come l'isola sia carente di qualsiasi sistema di infrastruttura di collegamento e che prima si debba trovare una soluzione per quello. Scontro fra il ministro Salvini e il presidente della regione Schifani, pomo della discordia, la nomina dell'ex europarlamentare Annalisa Tardino come commissario dell'autorità portuale di Palermo. Manlio Viola. È guerra annunciata fra Palermo e Roma sulla scelta del successore di Pasqualino Monti, il presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, che ha cambiato il volto del porto di Palermo e ribaltato il rapporto della città col suo mare, ma è intervenuto anche negli altri porti dell'area occidentale dell'isola. Ieri l'annuncio da parte dell'ex segretario della Lega in Sicilia ed ex europarlamentare Annalisa Tardino di aver ricevuto la nomina a commissario dell'autorità portuale, dove Monti non può restare per raggiunti limiti di permanenza. Ma il presidente della regione Renato Schifani annuncia ricorso al TAR contro questa scelta, o meglio lo fanno fonti di Palazzo d'Orleans. Proprio da Palazzo d'Orleans sono 2 i motivi addotti: da una parte la mancata concertazione, ovvero il fatto che il ministro abbia proceduto alla nomina senza il parere positivo di Palermo, dall'altro la mancanza dei titoli necessari. La Tardino non sarebbe nominabile sia per carenza di specifica esperienza e qualifica professionale, sia perché non sono passati 2 anni da quando ha ricoperto il ruolo di europarlamentare.
Nessuna replica da Roma, anche se filtra una interpretazione in base alla quale il parere della Regione, almeno secondo il Ministero, non sarebbe obbligatorio. Ma a parte le questioni tecniche, l'opposizione di Schifani ha anche motivi politici. Il Presidente vorrebbe che quel posto fosse ricoperto da Luca Lupi, di fatto il successore naturale di Monti, avendo lavorato al suo fianco. Una questione non di appartenenza politica, visto che Lupi non è vicino a Forza Italia né alla Lega, piuttosto una questione di competenza necessaria per completare le opere avviate da Monti e attualmente in corso. Uno scontro che Schifani aveva già annunciato mesi addietro, dicendo chiaramente che non avrebbe dato l'assenso né alla Tardino né a Francesco Scoma, azzurro ma anche lui non in possesso dei requisiti necessari secondo Palazzo d'Orleans. Adesso ancora una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, riprenderanno domani gli allenamenti del Catania in vista dell'esordio in campionato di domenica al Massimino contro il Foggia. Archiviata la sconfitta di Crotone in Coppa Italia di Serie C, l'obiettivo adesso è partire bene, tante le assenze a centrocampo. Francesco Triolo. L'impatto con la prima gara che contava, quella di Coppa Italia a Crotone, non è stato quello che Mimmo Toscano voleva. Il tecnico lo ha spiegato anche a fine partita, adesso toccherà a lui farlo comprendere quotidianamente alla squadra nella fase di avvicinamento all'esordio in campionato. Contro il Foggia domenica al Massimino sarà fondamentale partire bene. Non sarà facile perché il Catania dovrà fare i conti anche con alcune defezioni importanti in mezzo al campo. Non ci sarà Quaini, sul quale pende la squalifica di 4 giornate dopo Pescara Catania dello scorso anno. Non ci sarà Martic, che sconta il secondo turno in stop dopo l'espulsione rimediata nel girone A di Serie C con la maglia del Lecco. A questo occorre aggiungere che Di Tacchio non dovrebbe recuperare in tempo per la sfida contro i pugliesi, e allora Corbari e Aloi, che hanno fatto minutaggio nelle ultime settimane scendendo in campo nell'amichevole contro il Valletta e in Coppa Italia di Serie C a Crotone, tutte e due potrebbero giocare dal primo minuto. Soluzioni che Toscano inizierà a provare da domani, quando riprenderanno gli allenamenti in sede. La squadra infatti dopo il match di domenica sera si è allenata ieri a Crotone e oggi ha il giorno libero, con allenamenti che riprenderanno di mercoledì. 4 giorni per preparare l'esordio in campionato. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.